Il sintetico di Ronco Scrivia diventa il campo principale del sabato dilettantistico perché sul calendario della prima categoria Girone B, alla casella della 10ª giornata, compaiono i nomi di Ronchese e Real Fieschi, secondi e primi della classe. Gli uni non solo sono imbattuti in casa ma a punteggio pieno tra le mura amiche, gli altri non solo imbattuti in campionato ma a punteggio pieno con 8 vittorie su 8 partite e l'invidiabile statistica di 24 gol fatti, miglior attacco, e solo 3 subiti, miglior difesa. Numeri a dir poco importanti, numeri da assoluto big match. Ritmi forsennati, grande agonismo, ma per vedere un'occasione bisogna aspettare il minuto 19 a rompere gli indugi e la Ronchese con il cross di Cavallino che sembra perfetto per Morando. La volée del numero 9 è troppo timida e Buongiorno blocca senza problemi. Sembra incredibile a dirsi, ma da qui a fine frazione da annotare e anche in maniera generosa c'è solo questa punizione da distanza siderale di Romeo che l'estremo difensore levantino lascia terminare sul fondo. La ripresa inizia con Cizmia per Ruffino e soprattutto con Cogozzo per Sannetti, mossa questa che si rivelerà decisiva perché dopo il cross di Moggia non sfruttato da Ferona al quarto minuto arriva la rete che sblocca l'incontro. Il minuto appunta al 20° e realizzarla è proprio Cogozzo che trova il tempo per incunearsi in aria e con l'esterno di battere Orzo sotto la traversa. Seconda rete in campionato per il terzino goleador di Bottaro dopo quello sempre in trasferta e sempre ripreso dalle nostre telecamere con la cella. Lo 0-1 spiega le ali ai bianco-blu con D'Amelio che prova a chiuderla già al minuto 25, ma il 10° gol in campionato non arriva per l'intervento a terra di Orzo, così come non arriva il raddoppio al 35° sempre grazie a Orzo, questa volta su rasoterra di Casella. Poco male per il numero 10 perché al minuto 42 il classe 91 nella sua classica azione controlla al limite e con un destro a giro straordinario trova il quinto centro in campionato, ma soprattutto lo 0-2 che sembra chiudere il big match. Sembra però perché a 2 dalla fine Dasso viene espulso per questo colpo proibito ai danni di un furioso Romeo e un minuto più tardi Cinardo ubriaca Moggia che lo stende in area di rigore mandando dal dischetto al brio. L'ex Camogli batte Buongiorno accorciando le distanze. È troppo tardi però perché nei 2 restanti minuti di recupero l'unica parità che arriva è quella numerica per espulsione di Romeo, dopodiché è tripudio Real Fieschi. Vince Real Fieschi per la 9ª volta in campionato, punteggio pieno per gli uomini di Bottaro che a dire la verità hanno sofferto nel primo tempo, poi però nel secondo hanno sfruttato il cinismo che da sempre è la dote delle grandi squadre.